Dalle 13 di ieri, con 2 giorni di anticipo sui termini, Vincenzo Consoli non è più agli arresti domiciliari. E subito dopo la notifica dei finanzieri è uscito dalla sua villa di Campomarzo e ha fatto la sua prima passeggiata per Vicenza, da quel 2 agosto dello scorso anno, quando gli furono notificati gli arresti. Non potrà però espatriare, anche se, tra le prime cose confidate agli amici, non ne ha nessuna voglia e bisogno, perché l'unica volontà ora è fare chiarezza sul suo operato davanti alla legge. I suoi legali, Alessandro Moscatelli e Franco Coppi, sono da mesi all'opera per definire il fascicolo difensivo. L'imputazione non è leggera e parla di aggiotaggio, ovvero di aver sopravvalutato le azioni della Banca di Montebelluna nonostante la mole di crediti chiaramente inesigibili e di aver favorito le operazioni baciate di credito dietro acquisto di azioni della banca, oltre all'ostacolo alla vigilanza delle pubbliche amministrazioni, ovvero a Banca d'Italia, che per questo non avrebbe mai potuto fermare quella valanga economica che ha messo sul lastrico 75.000 soci convinti di possedere azioni da 42 euro e che oggi, se va bene, valgono 10 centesimi. La sua difesa sin da subito è chiara. Da amministratore delegato ha agito nel rispetto della legge, sia per la valutazione, che notoriamente per le società cooperative per azioni viene definita dai soci stessi, sia per le operazioni baciate, frutto di operazioni diverse tra i rami della banca, il leasing, il settore del credito, il ramo vita, anche se tutto alla fine fa capo alla holding e quindi a lui. Una maglia economicamente e legalmente molto intricata, dove è sì facile finire incastrati, ma anche uscirne puliti, perché nel più tipico stile italico ad una legge corrisponde quasi sempre un'altra diametralmente opposta.